quelli che i soldi del Veneto devono restare in Veneto, quelli che al referendum per l'autonomia ci credono, quelli che il 22 ottobre voteranno sì, sì a tutti i costi, quelli che no, sono per il no, come Enzo De Biasi, presidente del Comitato Riscossa Civica Veneta contro il referendum farlocco. Farlocco perché la Corte Costituzionale ha spazzato via ogni qualsiasi velleità di rafforzamento reale. La Regione non sarà né indipendente né sovrana, né potrà riscuotere tasse all'80%, né i tributi all'80%, financo non potrà nemmeno amministrarsi senza vincoli di gestione di bilancio. Quelli che sono per il no, perché ciò che resta è un moncherino di autonomia, quelli che il referendum è una perdita di tempo. È una perdita di tempo perché si perde un po' di tempo in più. È una perdita di denaro perché quante cose si potrebbero fare con 15 milioni invece di una spesa una tantum. Quelli che i soldi del referendum li avrebbero spesi diversamente, quelli che bisogna trattare con Roma, quelli che Zaia è il mio presidente, ma il referendum per l'autonomia è un valzer che non vogliono ballare. Io non l'ho votato, ma oggi è il mio presidente, il nostro presidente, ha tutto l'appoggio senza fare giri di valzer.